Era un mezzo di comunicazione perfetto per i matrimoni. Uno si sposava subito, il matrimonio durava. Ai tempi si usava anche c'era l'altoparlante che ogni tanto si fermava di fare musica e diceva dammi al buffet. E allora c'erano meno soldi di adesso. Adesso stiamo vivendo un periodo di crisi, ma allora non c'erano meno soldi di adesso. Quindi se eri fortunato non dicevano dammi al buffet, ma quando dicevano dammi al buffet dovevi portare la donna a ballare, a bere al bar. Signorina, cosa prende? Un panino. Allora la signorina prendeva il panino e doveva fare 3 balli, un panino, 3 balli. Mentre ballavi arrivava la sorella, me ne dai un mozzico? Finivi questo ballo che eri tutto pieno di molliche di pane, perché le cugine, le sorelle, ecco, io ho ricordato solo il periodo. Allora c'era questo ragazzo che mentre ballava canticchiava la canzone che l'orchestra suonava, gliela canticchiava nell'orecchia alla signorina. Senta signore, mi dispiace girarsi dall'altra parte che mi sta facendo questo ronzo nell'orecchia che non lo sopporto. Cambia direzione, gli canta in faccia. Senta, gli dispiace girarsi che gli esce odore di stomaco dalla bocca che non riesco a sopportarlo. Guardi, non è roba di stomaco, è che sono andato sabato a strapparmi un dente, non me l'hanno strappato perché era sabato e mi hanno messo un ponte. Si vede che c'è roba di mortadella guasta sopra. Per favore quello, ma non è roba. Senta, per favore, si gira strappato. Io l'ho detto che gli esce odore di stomaco. L'ho detto che non è roba di stomaco. Che mi dovevano strappare i denti, era sabato, non me l'hanno strappato e mi hanno messo un ponte. Ma si vede che c'è qualcuno cagando sotto il ponte. Che bellura, che delicatina.